L'Università degli Studi di Palermo e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento il prossimo lunedì 13 aprile terranno un Open Day nella sede di via Quartararo Pittore. L'evento sarà l'occasione per presentare ufficialmente l'offerta formativa per l'anno accademico 26-27, con una giornata dedicata all'orientamento alle scuole del territorio. Nel corso dell'evento verranno approfondite le novità della proposta didattica che abbraccia ambiti eterogenei come l'architettura, le scienze mediche, il sociale, il patrimonio culturale. Ampio spazio sarà dedicato all'analisi dei dati di crescita, all'incremento di immatricolazioni e studenti testimoniano il consolidamento del polo di Agrigento quale punto di riferimento formativo territoriale. All'Open Day saranno presenti Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Calogero Petix, dirigente dell'ambito territoriale di Agrigento, l'Ufficio Scolastico Regionale, Giovanni Perino nella sua qualità di presidente dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. L'offerta formativa 26-27 sarà inoltre presentata da Francesco Paolo Madonia, delegato all'orientamento del Polo Universitario di Agrigento. Verranno illustrati nel dettaglio i corsi attivi, tra cui architettura e progetto del costruito, servizio sociale, economia e amministrazione aziendale, scienze dell'educazione, scienze dell'attività motorie sportive, scienze della formazione primaria, lingue e traduzioni per i servizi culturali e del territorio, infermieristica, tecnologie e diagnostica per la conservazione del patrimonio culturale. Nell'offerta del Polo Agrigentino anche 2 lauree magistrali, una Educazione al patrimonio archeologico e artistico e architettura per il progetto sostenibile dell'esistente, una scuola di specializzazione per i beni archeologici e un master di primo livello in economia e amministrazione delle aziende cooperative e delle piccole e medie imprese.